A parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS e molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone, però medici non si trovano. Una sanità che corre nonostante la carenza di medici. Ne mancano 50.000 in Italia, oltre 3.000 in Veneto. L'ha dichiarato il presidente Zaia presentando il bilancio sanitario regionale del 2023 insieme al direttore generale della Sanità Veneta. Un fenomeno che è anche legato appunto alle carenze di disponibilità del mercato dei professionisti, in particolare i professionisti specialisti. Noi abbiamo avuto negli anni compresi fra il 2010 e il 2023 un lieve calo del personale medico a tempo indeterminato, troverete anche questo dato, un meno 2%, che è stato però compensato, e c'è una ragione per cui sottolineo questo, dall'incremento dei tempi determinati del personale medico che sono cresciuti dal 2019 al 2023 di 209, quindi dell'84%. In aumento anche la richiesta di prestazioni. Nel 2023 infatti si registra un più 4% di ricoveri in ospedali, interventi chirurgici e interventi di specialistica ambulatoriale, 845.000 le chiamate al SUEM. Il governatore torna poi a puntare il dito sul numero chiuso a medicina, definito la disgrazia di questo paese. Sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova, incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo? 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Zaia ha anche ricordato che il Veneto sul fronte delle liste d'attesa ha adottato il dimezzamento dei tempi.